Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary. Nel video di oggi volevo spiegarvi il punto Spagna. Ho visto che molti di voi erano interessati a questo punto, tipico della tradizione canturina, e quindi ho pensato di fare questo video, questo tutorial per spiegarvi che cos'è e come farlo. Il punto Spagna è molto simile al pesciolino, però è molto diverso anche, perché il tipo di lavorazione, benché sia più o meno simile, è diversa. Innanzitutto il punto Spagna, per essere eseguito, ha bisogno di almeno 2 coppie. Però cosa vuol dire almeno 2 coppie? Vuol dire che possiamo utilizzare un numero anche molto più grande di paia per l'esecuzione, proprio come le palmette o pesciolini. Al fine di questo video esplicativo utilizzerò dei fili colorati che rendono sicuramente di più l'idea della lavorazione. Quindi posiziono 2 spilli. Ovviamente per iniziare il punto Spagna non è detto che dobbiamo iniziare con 2 coppie, anzi è sicuramente meglio iniziare con un unico spillo, proprio perché così abbiamo anche un unico aggancio per la chiusura. Dunque, una volta appese le coppie, prendiamo il primo filo di destra e lo facciamo passare sopra il filo di sinistra, in questo caso rosa, e sotto la coppia gialla. Dopodiché passiamo sopra la coppia gialla e infine sotto il filo rosa, ritornando a come eravamo prima. Si tira la lavorazione e si ripete, quindi andiamo sopra il filo rosa, sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla e sotto il filo rosa. Si tira e si continua. Sopra il filo rosa, sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla e sotto il filo rosa, e infine si tira. Sopra il filo rosa, sotto la coppia gialla e sopra la coppia gialla e sotto il filo rosa, e si tira. È un punto caratterizzato ovviamente da che viene tessuto come la palmetta. Infatti notiamo che ogni volta che portiamo il filo e quindi facciamo la battuta di questo filo, va a ricoprire gli altri. Quindi eseguiamo lo stesso procedimento. E notiamo che andiamo a ricoprire i fili. Questo è il punto Spagna. Dunque, sopra il filo rosa, sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla, sotto il filo rosa, e si ricomincia. Sopra la coppia, sopra il filo rosa, sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla e sotto il filo rosa. Tirando e quindi facendo, passare il filo che tesse il punto Spagna in alto, notiamo che stiamo componendo il punto Spagna.
continuo la lavorazione in modo da farvi vedere come risulta. Non ha importanza se queste due coppie e se questa coppia si attorciglia. L'importante è che una volta che finiamo il giro e che quindi dobbiamo fare la battuta e tirare su il filo che abbiamo passato, facciamo attenzione a tirare bene le coppie, o meglio a tirare bene i fili. Vediamo quindi in dettaglio. Questo è il risultato del punto Spagna. Ha lo stesso movimento del pesciolino, lo stesso movimento della palmetta, però rimane stretto. Continuo la lavorazione, quindi sopra il filo rosa, che è questo, sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla e sotto il filo rosa, e si continua la lavorazione. Sopra il filo rosa, sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla e sotto il filo rosa, e si continua la lavorazione facendo sempre la battuta. Quindi sotto la coppia gialla, sopra la coppia gialla, sotto il filo rosa, e si continua. Come vediamo, quello che stiamo facendo viene chiamato punto Spagna. Logicamente questo tipo di lavorazione la possiamo trovare in altri tipi di merletto, non solo nel pizzo di Cantù, e ovviamente in altre tipologie di merletto prende nomi differenti. Fatto sta che il tipo di lavorazione, il tipo di esecuzione rimane la medesima. L'effetto è uguale. E se decidessimo di cambiare filo, per esempio di smettere a lavorare con il filo rosa e iniziare la lavorazione con il filo giallo, questo è ovviamente possibile, anche perché la quantità di filo utilizzata nel punto Spagna vi ricordo che è moltissima, proprio perché, come nelle palmette, essendo molto fitte, richiede tanto filo. Se non abbiamo del filo a portata di mano e però vogliamo utilizzare il filo di uno dei fuselli che abbiamo, oppure vogliamo per esempio cambiare colore, come in questo caso, questo è possibile. È sufficiente iniziare la lavorazione con uno di questi fili. Prendiamo il filo che vogliamo utilizzare, lo passiamo sopra in questo modo, facendo attenzione a non tirare tanto il filo che vogliamo lasciare, e lo passiamo sotto il filo di destra. E poi continuiamo la lavorazione nello stesso modo, quindi sopra il primo filo, sotto la coppia successiva, sopra, sotto, e si continua facendo logicamente attenzione a quale filo stiamo tirando.
Rivediamo il movimento delle mani. Quindi il filo giallo passa sotto la coppia di sinistra, passa sopra la coppia, sotto al filo di destra, poi sopra, logicamente si deve fare la battuta e poi si ricomincia in questa maniera. È davvero un punto semplicissimo. Facciamo bene attenzione a tirare sempre bene i fili e logicamente lo spillo va messo ogni tanto per fermare il lavoro. E questo è il punto Spagna. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia interessato, vi abbia fatto imparare qualcosa di nuovo. In tal caso iscrivetevi al canale e condividete il video con tutti i vostri amici. A presto sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary con tanti altri video.